Ogni giorno da 150 a 200 migranti provenienti da Lampedusa raggiungono il Veneto, spesso diretti all'estero ma respinti alle frontiere e costretti a sistemazioni di fortuna in loco. Con l'infittirsi degli sbarchi, l'anno scorso gli arrivi via mare in Italia furono 90.000, il flusso attuale lascia presagire un raddoppio, le presenze di rifugiati in ambito regionale potrebbero toccare quota 4.000 entro l'estate, un'eventualità che riaccende lo scontro politico-istituzionale. Il punto di partenza è la sottoscrizione di un protocollo tra Regione, ANCI e prefetti che impegna questi ultimi a promuovere un'accoglienza diffusa sul territorio nel tentativo di scongiurare criticità e concentrazioni. Il documento siglato a Venezia recepisce i contenuti di un decreto del governo Meloni, ma i firmatari politici, da Luca Zaia al presidente dell'Associazione Comuni e sindaco di Treviso Mario Conte, pur rispettando il dettato istituzionale, non nascondono timori e perplessità. Sono numeri più che importanti, allarmanti nel senso che noi non abbiamo la capacità di ospitare 4.000 persone, dice il presidente della regione a Palazzo Balbi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è mercoledì 12 luglio 2023, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda il protocollo per l'accoglienza diffusa che è stato siglato in questi giorni in Veneto per gestire il flusso di persone migranti che arrivano nella nostra regione con una media di 200 al giorno, sottoscritto tra Regione, ANCI e prefetti. Dovrebbe servire a scongiurare il ripetersi di situazioni come CONA, quella struttura di accoglienza per profughi e richiedenti asilo che arrivò ad ospitare centinaia di persone, creando una situazione di pericolo anche per le stesse persone accolte. Intanto a Vicenza un'azione di forza della prefettura ha scatenato l'ira dei sindaci, ma vediamo prima di tutto le dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che è in qualche modo critico rispetto all'operato della regione. Si sapeva da mesi che questa nuova ondata migratoria sarebbe arrivata, ma solo ora, ad emergenza in corso, la regione si appresta a firmare il protocollo con i comuni. È un ritardo frutto di un approccio ideologico a un fenomeno complesso che richiede invece sensibilità e responsabilità. Non solo i migranti non possono essere trattati come pacchi postali, serviva e serve un forte supporto ai sindaci e alle associazioni sui territori. Rischiamo in questo modo un'estate carica di tensioni. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Filippo Tosatto, ma vediamo anche il Corriere del Veneto. Mai più un'altra CONA in Veneto, ma arrivano 4.000 migranti, questo è il titolo. Servono posti, la regione apre una cabina di regia per l'accoglienza diffusa con ANCI, ovvero i comuni, e i prefetti. Secondo le ultime stime del Ministero dell'Interno, gli sbarchi sulle coste italiane cresceranno nel corso dell'estate. Questo significa che in Veneto, a cui è assegnata una quota del 6% degli arrivi nazionali, potrebbero arrivare 4.000 persone nel giro di un paio di mesi, forse anche di più. Da notare che è interessante il dato della quota di persone richiedenti asilo assegnate al Veneto, comunque persone migranti, ovvero questo 6%, quando la popolazione del Veneto è pari all'8% del totale nazionale. Ma proseguiamo. Regione Veneto, prefetture del Veneto e ANCI sottoscriveranno fra pochi giorni un protocollo per una gestione condivisa e coordinata dei fenomeni migratori. Zaia, presidente della regione, ha detto appunto: la preoccupazione c'è, i numeri sono importanti, dobbiamo dare risposte dignitose alle persone. E nel frattempo, dicevamo, scoppia il caso Vicenza, profughi lasciati in strada nella provincia Berica. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani dice: così i nostri sindaci diranno no. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia rilancia: meglio metterli nelle caserme. Chiara Luisetto del Partito Democratico gli risponde: i centri grandi, di grandi dimensioni, causano difficoltà. Cosa è successo a Vicenza? Lo spiega Carlo Dalla Pozza, prima cittadino di Altavilla Vicentina, che in un'intervista al Gazzettino racconta: mi hanno convocato alle 5, poi li hanno scaricati come pacchi. Martedì 11 luglio 2023, ore 5 del mattino,
Il sindaco di Altavilla, a seguito di un diktat della prefettura, sta attendendo che gli vengano consegnati 3 migranti, come da preavviso ricevuto 12 ore or sono. Questo quello che diceva in un video su Facebook il sindaco Carlo Dalla Pozza. Prosegue poi l'intervista e si conclude con una critica al governo. Posso fare una battuta? Dice Dalla Pozza, quelli al governo dicevano che avrebbero fatto il blocco navale, ma mi sembra che cerchino di farlo con i sindaci incatenati. Insomma, segnala una difficoltà il sindaco di Altavilla a fronte di queste 3 persone migranti lasciate dalla prefettura appunto nel territorio del comune che si trova ad amministrare. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina, parliamo del meteo, ovvero del caldo. Termometro a 36 gradi, malori tra gli sportivi, gli ospedali preparano posti letto per l'AFA. La notizia sul Corriere del Veneto, un articolo di Roberta Polese sull'allerta meteo. I medici, gli anziani hanno capito come proteggersi, i più indisciplinati sono i cinquantenni. A Padova bottigliette d'acqua per i senza tetto. Il gran caldo di questi giorni segna l'arrivo di Cerbero, l'anticiclone porterà caldo elevato soprattutto nelle città. Gli ospedali hanno messo a punto un piano per l'emergenza, i medici sono pronti ad accogliere le persone che potranno accusare malori e difficoltà per il gran caldo. La Regione Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per il disagio fisico. La Protezione Civile è pronta a intervenire per piogge e temporali. Intanto a Padova è partita l'estate solidale, le unità di strada andranno in soccorso a persone senza fissa dimora per fornire loro acqua e sostegno sia di giorno che di notte. Voltiamo pagina. La sanità, 17.000 firme in regione per chiedere investimenti, le ha portate la CGIL di Venezia. Sono firme appunto dei cittadini della provincia veneziana che chiedono maggiore attenzione alla sanità. Ieri la CGIL ha consegnato la sottoscrizione al Consiglio regionale affinché si investa sulla salute, un modo per far sentire la propria voce, ribadendo la necessità di sopperire alle carenze. Secondo i dati delle 2 ULSS veneziane, ha spiegato Daniele Giordano, segretario della sigla sindacale veneziana, nel territorio metropolitano mancano circa 3.000 tra medici, infermieri e tecnici, quindi da questo punto di vista, se non investiamo nel capitale umano della nostra sanità, non riusciremo mai a risalire la china dentro cui siamo. Ed è per questo che ieri in Calle Larga 22 marzo, in pieno centro storico a Venezia, alle 12 di ieri si notavano bandiere e attivisti che esponevano alcuni cubi con la scritta "Tu tagli, io firmo", sotto gli occhi delle forze dell'ordine. I cittadini, ha riferito Giordano, chiedono lo stop ai tagli alla sanità pubblica, un investimento nella salute e maggiori risorse a tutela proprio dei cittadini per accedere alle prestazioni in tempi adeguati. Insomma, il tema è quello delle liste d'attesa. La CGIL porta quindi la protesta dei veneziani a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. La replica del presidente Ciambetti è: nessuna intenzione di dismettere pezzi di sanità verso il privato. Una dichiarazione che in qualche modo però si scontra con la storia degli ultimi 20 anni della sanità veneta, che aveva visto invece una crescita dei posti letto, ad esempio nelle strutture private accreditate, e un netto calo, una riduzione di posti letto negli ospedali pubblici, questo per citare soltanto un dato. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda i giovani. Voglia di estero, un giovane su 2 vede una vita lontana dall'Italia. È il sondaggio di Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino. La maggioranza dei nordestini pensa che l'unica speranza di carriera sia fuori dai confini nazionali, ma tra gli under 35 e gli over 66 c'è più ottimismo. Ancora un'altra notizia, torniamo a parlare del lupo che in questi giorni è a spasso tra i campi vicino alla laguna. Un giovane esemplare che è stato avvistato da settimane a Lughetto di Campagna Lupia, mangia nutrie e lepri. È un esemplare solitario che le guardie ambientali non considerano
Pericoloso la notizia sul Corriere del Veneto e anche sul Gazzettino, che scrive: nessuna caccia al lupo veneziano, è una specie protetta, non va abbattuto. Intanto spunta un nuovo video che immortala l'animale nei campi di Campagna Lupia. Non è possibile dare patenti di pericolosità. Antonelli, esponente del WWF italiano, dice: non sarebbe così strano che compaia nei pressi della laguna nel delta del Po. Infatti il lupo c'è, ed è questa storia appunto del lupo solitario nella campagna vicina alla laguna. Infine l'ultima notizia di oggi, ma assolutamente importante per i pendolari: lo sciopero dei treni con lo stop a Trenitalia e Italo dalle 3 di domani, treni fermi per 24 ore. Uno sciopero nazionale indetto da Filt CGL, Fit CISL, Wilt Will, UGL, Fast Confsal e anche il sindacato Orsa. I treni saranno garantiti soltanto nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 della mattina e dalle 18 alle 21. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.